Oggi è mercoledì 19 maggio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 19 maggio 1975. Viene approvata in Italia la legge numero 151, riforma del diritto di famiglia. Una svolta epocale nell'ambito dei rapporti fra coniugi e nei confronti dei figli. Trovano così concreta attuazione i principi stabiliti dal 1948 nella Costituzione della Repubblica sulla piena parità di diritti e doveri dei coniugi. Principi rimasti però inapplicati, in quanto la legislazione in vigore era rimasta fino ad allora quella fissata nel 1942 dal Codice Civile. Il modello delineato da quelle norme era quello secondo cui al marito spettava il ruolo di capofamiglia, mentre la moglie era obbligata ad accompagnare il coniuge ovunque egli credesse opportuno stabilire la propria residenza. Inoltre, le norme non fornivano garanzie ai figli nati fuori dal matrimonio. Il dibattito che precede l'approvazione della legge è molto lungo e contrastato. La riforma viene promossa dalla mobilitazione delle donne che fanno riferimento ai partiti di centro e di sinistra e portata a compimento grazie all'attivismo in particolare di alcune parlamentari. Le comuniste Nilde Iotti e Gilia Tedesco e le democristiane Franca Falcucci e Maria Eletta Martini. I capisaldi della riforma sono la responsabilità condivisa dei coniugi e la loro totale eguaglianza, il regime patrimoniale della famiglia concordemente scelto dai coniugi in condivisione o in separazione dei beni, la revisione della separazione, escludendo la colpa come unico motivo e introducendo la volontà, in caso di intollerabilità, della prosecuzione della convivenza. Abolizione delle limitazioni al riconoscimento dei figli naturali o adulterini, con l'assunzione da parte dei genitori di tutti i diritti e tutti i doveri che hanno nei confronti dei figli legittimi. Un'altra riforma importante era già stata compiuta l'8 marzo precedente con l'approvazione della legge numero 39, che aveva abbassato dai 21 ai 18 anni la maggiore età.